A Parigi la stoccata finale azzurra diventa storia. Le 4 italiane regalano al paese il primo oro nella scherma, vincendo la finale della spada a squadre contro le padrone di casa francesi. Un oro che parla anche trevigiano. Base dell'allenamento di 2 delle 4 atlete del team italiano, le friulane Rizzi e Navarria, il centro CONI di Viale Vittorio Veneto. Giulia è venuta qui quest'anno, ha vinto il titolo italiano e ha vinto 2 gare di Coppa del Mondo e quindi ha avuto diritto a partecipare alle Olimpiadi. Mentre Mara Navaria l'anno scorso l'aveva già vinto, ma era tanti anni che non lo vinceva, è diventata anche lei campionessa italiana. Treviso che ha portato fortuna alle atlete dopo l'ultimo oro olimpico di Matteo Tagliariol, trevigiano d'origine, a Pechino 2008. Ieri ho messaggiato immediatamente le ragazze, è stato un momento emozionante, soprattutto un momento storico, nel senso che è il primo oro della spada nella storia delle Olimpiadi, la spada femminile nella storia delle Olimpiadi, e quindi le ragazze devono essere, sono che orgogliose, ma diciamoci che adesso non è che voglio sminuire, ma io me lo aspettavo, nel senso che queste ragazze sono molto forti e secondo me anche loro sono venute qui per vincere. Battezzato dal maestro Geslao nei suoi inizi carriera, Rizzi e Navarria hanno scelto la palestra trevigiana per i loro allenamenti. Giulia Rizzi, alla sua prima Olimpiade dopo un periodo passato a Parigi, ha deciso infatti di tornare in Italia e di scegliere Scherma Treviso. Anche quando io ho vinto le Olimpiadi, anche se lavoravo con un altro maestro, al momento il primo ringraziamento è stato per lui e gli devo sempre tanto. In quella palestra ci sono molti dei miei vecchi compagni di allenamento che ora sono dei maestri e sono sicuro che appunto che la palestra abbia aiutato a perfezionare il loro percorso per le Olimpiadi. Tutti i dettagli contano e sicuramente conta anche questo. Sede che presto si trasferirà alle ex caserme Salsa, dove grazie a fondi PNRR la società potrà dotarsi di nuovi spazi e nuove pedane. Ma il maestro sicuramente sarebbe stato contentissimo perché lui è stato, non so se il primo, ma comunque uno dei primi sicuramente che ha fatto iniziare il progetto Spada Femminile in Italia. Come commenterebbe queste vittorie il maestro Geslao? Non mollate mai, perché la vittoria più bella è la prossima.